Presidente Fuche, lei viene dal mondo dell'alta finanza e dal credito complementare a Milano. Cosa ha spinto un imprenditore con il suo background a investire nel calcio sardo partendo da una realtà come questa di Monastir? Ma allora, nella realtà, tanti elementi e tanti fattori. Il primo è che con la mia attività principale, che è il Lire SPA Società Benefit, che è il gestore di un network di 4.200 imprese in tutta Italia, abbiamo creato nel corso degli anni un verticale legato allo sport. Quindi attualmente all'interno del circuito, all'interno del network, ci sono circa una trentina di aziende, di società sportive, dalla 1 di pallavolo maschile e femminile, a 2 di basket, Serie A di rugby, Serie A di calcio adesso perché abbiamo nel network anche il Frosinone. E quindi diciamo stiamo offrendo una serie di servizi legati al marketing sportivo, legato a, diciamo, a quello che può essere, no, anche lo scambio di beni e servizi, coinvolgendo anche queste società sportive, e di conseguenza un po' ci siamo un po' appassionati, no, al mondo sportivo legato al mondo business, al mondo B2B. E in più, diciamo, nel corso dell'anno scorso sono stato coinvolto in primis con il comitato, diciamo, del sostegno dell'Olbia Calcio, perché era una società in difficoltà che abbiamo iscritto nel circuito, abbiamo provato anche a supportarla dal punto di vista del coinvolgimento degli sponsor, nel supportarla anche nel pagamento, no, di alcuni servizi, alcune trasferte, eccetera. E poi, quando è saltata quell'operazione, nella realtà sono stato chiamato da tante società di calcio, devo dire un numero anche spropositato, 27 contate, dall'eccellenza fino alla Serie C, e conoscendo Monastir, intanto sono affezionato all'isola perché vengo ormai da 15 anni in modo costante in Sardegna e ci passo un paio di mesi fissi, no, tra luglio e agosto, proprio un po' per vacanza, ma poi lo uso anche poi per decomprimermi, no, dalle attività mie lavorative. E chiaramente sono stato contattato da Zanda, che anche lui mi ha presentato questa realtà. Inizialmente l'avevo un po' sottovalutata, devo dire la verità, perché il paese è poco conosciuto, è anche piccolo, poi vive un po' all'ombra di Cagliari, come spesso avviene, no, nell'hinterland delle grosse città. Però poi conoscendo la realtà, conoscendo il territorio, ho avuto modo di parlare anche con ovviamente Carboni, con Marco, per quanto riguarda anche poi la situazione, diciamo, societaria, quello che hanno fatto dal punto di vista sportivo, che è stato veramente un miracolo. Ho capito che qui c'era terreno fertile per poter fare degli investimenti di carattere etico, perché le persone sono persone di valore che mettono davanti proprio anche la passione che hanno, no, per i ragazzi dello sport, del territorio, prima ancora, diciamo, di fare business, no? E questo mi ha convinto, perché laddove c'è valore anche il business poi può proliferare, diciamo, eticamente e bene. Allora, il calcio a questi livelli richiede non solo passione, ma una solida struttura, Certo. secondo me. Ci spiega come si muove la sua Football Club Holding e qual è il modello di sostenibilità economica che vuol portare a Monastir? Beh, allora, gli interventi qui a Monastir sono tanti, perché, come dicevo prima, questa è una società che è cresciuta tanto per passione. E se vogliamo, anche il risultato eccellente dal punto di vista sportivo, poi la parte difficile sarà l'anno prossimo, perché bisognerà riconfermarlo, no? Bisogna comunque far capire alla gente che Monastir non è stata una meteora, no? Che in qualche modo sull'onda dell'entusiasmo è riuscita a crescere, a salire e a fare delle cose incredibili. Poi finito e spenti i riflettori, bisogna comunque cominciare a lavorare sulla costruzione di una società vera e propria, perché tutte le società sportive hanno comunque una struttura. A Monastir questa struttura chiaramente manca e va implementata, va allargata, va costruita. Quindi sicuramente quello che incomincerò a fare dal punto di vista proprio delle azioni e delle attività sarà creare proprio un team di persone, chiaramente anche coinvolgendo in continuità quello che è stato fatto di buono fino ad oggi, però inserendo altre figure professionali, in modo tale che la società sia in grado di affrontare da una parte tutto il mondo sportivo, come già sta facendo e sta dimostrando di essere capace di fare, ma dall'altra anche la capacità di sostenersi.
Quindi tutti gli interventi sono legati proprio a creare, diciamo così, quel meccanismo attrattivo anche per le aziende. Perché una società di calcio, ma questo in qualsiasi sport, no? Non solo nel calcio, ha necessità di supporto. Chiaramente vive attraverso gli sponsor, Certo. vive attraverso quello che è in grado di costruire in termini di visibilità. Monastir oggi si trova un po' in una situazione un po' particolare perché ha i riflettori puntati e accesi addosso, ma non ha la struttura dal punto di vista marketing sportivo, quindi significa semplicemente che anche il costruire, diciamo così, il perché una società debba venire a investire a Monastir, quel meccanismo non esiste ancora, quindi bisogna crearlo da zero. Che significa visibilità, significa creare dei momenti anche B2B tra le imprese, e questo anche sfruttando chiaramente il circuito. Significa trovare un hospitality accogliente, significa riuscire a creare anche, adesso banalmente, un bar che possa fornire, voglio dire, anche diciamo, prodotti e servizi chiaramente allargati, che non siano semplicemente, diciamo, i prodotti da bar classico, no? Ma che sia in grado di gestire un catering, che sia in grado di gestire anche dei momenti di accoglienza che possano poi diventare per le aziende e per gli imprenditori soprattutto un punto di ritrovo. Chiaramente poi bisogna creare tutti gli strumenti di visibilità. Stiamo pensando di mettere in piedi un magazine che possa essere distribuito alla comunità, che racconti anche di Monastir in termini di club sportivo, perché bisogna dare anche un volto, diciamo così, anche a chi ha lavorato dietro le quinte per ottenere questo successo. Bisogna far conoscere la società, quali sono i progetti, quali sono il futuro, diciamo così, anche le ambizioni che la società stessa ha. E poi bisogna creare tutto quello che può essere proprio la visibilità classica, diciamo, di un brand che chiaramente decide di metterci, diciamo, un investimento. Quindi bisogna creare, ecco, queste motivazioni che in qualche modo devono essere alla base, ovviamente, poi della sostenibilità della società. Allora, oggi siamo a Monastiro, un territorio comunque che lei saprà sicuramente, ma me l'ha confermato, con grandi tradizioni. Quali sono gli obiettivi sportivi a breve termine? Dove vuole portare questa squadra nei prossimi 3 anni, per esempio? Il progetto è proprio di 3 anni, perché i progetti si fanno triennali e chiaramente lavorando in azienda, quando uno in qualche modo fa dei previsionali, dei budget, lavora comunque con una visione almeno di 3 anni, meglio ancora 5. Nei 3 anni, un po' l'ho dichiarato anche in altre interviste, in altre occasioni, l'ottica sarà quella, il primo anno di confermare il fatto che Monastir si merita la Serie D, quindi se vogliamo non puntiamo a raggiungere obiettivi, voglio dire, da prima della classe, però sicuramente vorremmo strutturare la società e fare in modo di dimostrare che oggi la Serie D è un qualcosa, diciamo, di stabile, no? Che può essere, diciamo, alla nostra portata dal punto di vista societario. Poi incominceremo a creare tutte queste dinamiche legate al marketing sportivo, che permetterà di creare anche tantissima visibilità attorno al club, al territorio. Questo sicuramente chiederemo chiaramente sostegno anche all'amministrazione comunale, che per noi è un partner chiaramente fondamentale, no, in tutta la crescita. Dicevo, non possiamo puntare neanche a crescere troppo in un breve periodo perché non abbiamo le strutture logistiche, no? Lo stadio diciamo, è a malapena adatto a fare la Serie D, quindi bisogna anche lavorare su quello. Perché arrivare in C significa comunque spostarsi magari a Cagliari, chiedendo al Cagliari di affittarci, diciamo così, l'Unipol Domus, però significa anche spostare l'attenzione da Monastir verso un territorio diciamo diverso, no? Che non è più quello del paese, e questo perderebbe anche, se vogliamo, non è nell'obiettivo che in qualche modo ci siamo prefissati. Quindi è fondamentale che il territorio cresca insieme alle strutture, che cresca insieme chiaramente alla società di calcio. È una cosa, sì, 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 interessantissima questa, crescere insieme, diciamo. Insieme, sì, deve essere una cosa sostenibile. Mm. E comunque nei 3 anni poi l'obiettivo sarà quello di tentare la Serie C, però avendo queste dinamiche sistemate a monte.
Ascolti, lei guida in Lire, che è un circuito che unisce migliaia di imprese, immagino Sì. saranno un migliaio. Pensa che questo modello di rete e di credito complementare possa in qualche modo aiutare il tessuto imprenditoriale, sportivo e locale qua in Sardegna? Sì, ne sono convinto. Intanto il Lire nasce a metà del 2018, nasce con un obiettivo virtuoso, che è quello di ricollegare un po' l'economia al territorio, perché nasciamo con l'ottica di costruire chiaramente un meccanismo nazionale, ma che aiuti molto e sostenga le economie locali. L'obiettivo è quello di diventare una moneta, diciamo, complementare, secondaria rispetto, diciamo, alla classica moneta fiat a cui tutti siamo abituati, che è l'euro, però è una moneta che in qualche modo stimola anche degli effetti economici, non solo, diciamo, di carattere speculativo e finanziario come può essere oggi il denaro. E questo è molto importante perché in tutti i territori, in Sardegna in particolar modo, si vive molto, diciamo così, di possibilità, di potenziale inespresso delle imprese, nel senso che le imprese hanno delle capacità magari produttive che non riescono in qualche modo A a esternare, sì, dimostrare, sì. esatto, nei confronti poi del mercato. Con il circuito riusciamo a mettere, diciamo, a costruire delle dinamiche dove le imprese hanno questa opportunità. E lo facciamo anche con le imprese sportive, perché le imprese sportive hanno bisogno di ricevere delle sponsorizzazioni, chiaramente per stare in piedi. Queste sponsorizzazioni servono, tra le varie, anche a pagare i costi fissi, luce, gas, piuttosto che il materiale sportivo, il merchandising e così via. Ecco, riuscire a pagare questi costi attraverso, diciamo, la moneta complementare permette dall'altra parte magari a uno sponsor che non sponsorizzerebbe in una situazione chiaramente di recessione economica, di bassa liquidità, eccetera, quindi non sponsorizzerebbe in denaro, ma facendolo attraverso il network avrebbe la possibilità comunque di farlo e di sostenere comunque diciamo, magari la squadra del cuore e quindi anche il territorio. Quindi siamo convinti che questo meccanismo chiaramente non deve essere l'unico meccanismo da mettere in piedi, però è un meccanismo che può supportare ovviamente anche in modo importante queste realtà. Questa cosa l'abbiamo già vista e già sperimentata appunto all'interno del circuito, anche in altri sport, come dicevo, a maggior ragione chiaramente all'interno di Monastir, vista anche la mia presenza diretta, ovviamente insomma verrà fatta. Però, Ecco. ascolti, spesso si vede che l'investitore che arriva dalla penisola con un po' di diffidenza, Sì. eh, che accoglienza ha trovato in Sardegna e come pensa di coinvolgere gli sponsor e gli imprenditori locali nel suo progetto? Allora, io devo dire la verità, che sono sempre stato accolto bene in Sardegna. Questo anche a Olbia, devo dire, all'inizio, indipendentemente poi da come è finito, perché e qui ci tengo anche a precisare una cosa, l'affetto che ho comunque per il territorio sardo è veramente infinito, perché proprio da piccolo, a 19 anni, mio papà aveva comprato casa in Sardegna, quindi ho passato anche parte della mia giovinezza, diciamo così, in Sardegna. C'ho proprio il cuore. Appena ho potuto, chiaramente la casa delle vacanze è stata qui, cioè non c'è stata altra scelta. Dicevo, il popolo sardo, per quanto sia considerato ed è chiaramente un isolano, quindi a volte diffidente, un po' brusco, un po' burbero, nella realtà ha un grande cuore, perché la diffidenza deriva proprio dal fatto che chiaramente la Sardegna spesso è stata anche territorio un po', diciamo, adesso non mi viene proprio il termine senza eccedere, però è stato un po' depredato da un certo punto di vista a livello economico, delle risorse, e quindi è chiaro che il sardo giustamente possa nutrire un po' di diffidenza. Quello che invece penso di aver trasmesso già dal primo istante è sempre stato quello invece di voler dare, non di voler prendere, perché anche questo progetto nella realtà è un progetto virtuoso a supporto del territorio. Io penso che ogni imprenditore arrivi, diciamo, con i capelli bianchi a voler anche restituire un po' di quello che nella sua vita imprenditoriale ha preso, ha guadagnato, no?
Per cui per me è importante anche fare qualcosa che possa portare beneficio al territorio. E questo obiettivo, diciamo, perché no in Sardegna, no? Visto l'affezione, visto comunque la voglia comunque di, anche se vogliamo di passare, diciamo, anche gli anni, diciamo così, futuri, diciamo, in questo territorio, no? Quindi in qualche modo c'è proprio anche un legame speciale, secondo me. Sì, ascolti, per fare calcio in Sardegna si deve passare inevitabilmente per i giovani e le strutture. Che progetti avete in mente per il settore giovanile e parlavamo anche prima per lo stadio, il centro sportivo eventualmente? Sì, allora, la parte dei giovani, secondo me, e del calcio femminile sono due elementi fondamentali. Sono fondamentali, ma io dico non solo per il calcio a Monastir, ma in generale per lo sport, perché lo sport ha sempre avuto un obiettivo sociale molto importante, perché fin da quando ero piccolo io è chiaro che lo sport diventava poi il doposcuola, ok? Dove nello sport e durante lo sport si impara anche a stare al mondo, no? Quindi il ruolo, se vogliamo, anche dell'allenatore, dell'educatore, è proprio quello di educare, di formare i giovani a vivere. E secondo me lo sport deve ricominciare ad avere quel ruolo. Spesso ce ne dimentichiamo perché poi entrano interessi economici, entrano interessi diversi rispetto a quelli, diciamo così, formativi. E il grande valore che c'è qui a Monastir è stato anche questo, cioè il fatto di aver valorizzato i giovani e, se vogliamo, il risultato e il miracolo sportivo che si è ottenuto, diciamo, in questi 3 anni dipendono proprio dal fatto che si è dato grande importanza ai valori prima ancora del risultato. Infatti, se voi guardate anche il come gioca Monastir oggi rispetto alle altre squadre, voglio dire, della stessa serie, gioca spensierato. A me ha fatto molta impressione le prime partite che sono venuto a vedere come dei ragazzini che poi si vedono anche più esili dal punto di vista fisico rispetto magari chiaramente a giocatori più strutturati e, se vogliamo, campioni anche da un certo punto di vista, no? Che hanno avuto anche esperienze Serie A, Serie B e così via, vedere come si affronta l'avversario, diciamo, con leggerezza, quindi senza pregiudizi, senza... Ma questo dipende proprio da uno spirito che secondo me qui a Monastir siamo riusciti a trasmettere e riusciamo a trasmettere quotidianamente. Questo è un altro elemento che a me ha entusiasmato nel fare questa operazione, perché l'aspetto valoriale secondo me è È fondamentale. fondamentale. E per chiudere, un messaggio che vuol dare così ai tifosi, qual è la promessa che il presidente Fouquet si sente di fare oggi a questa piazza? Caspita, quando andiamo sulle premesse, cioè sulle promesse, diventa impegnativo. Sì. No, allora, io quello che posso dire, non posso fare promesse di carattere sportivo, perché da questo punto di vista ovviamente non ne ho né la possibilità e mi viene da dire anche neanche le capacità. È chiaro che il mio sarà un impegno serio, sarà un impegno, ribadisco, intanto a costruire una società che mantenga questi valori, una società che possa crescere, che abbia anche, se vogliamo, l'ambizione di crescere. Ci metterò ovviamente tutto il mio impegno, perché poi sono abituato così anche nel fare impresa, nel senso che quando prendo in pancia un progetto, poi, diciamo, sono abituato a chiuderlo con successo, no? E sicuramente non a lasciarlo a metà. Quindi sicuramente il mio impegno sarà massimo, e con l'obiettivo però sempre di dare molta importanza a questi aspetti valoriali, ai giovani, diciamo, al calcio femminile, diciamo, a far diffondere appunto anche Monastir e a far conoscere Monastir anche al di fuori di Monastir, al di fuori, diciamo così, della Sardegna, perché penso che sia anche un territorio che merita. Grazie Presidente, Grazie a anche lei, per la sua squisita ospitalità. ci mancherebbe. Grazie a voi.